Con l'apparentamento deciso dal candidato a sindaco Totò Pennica non scatta il premio di maggioranza, una mazzata per quanti, tra i candidati al Consiglio Comunale in odor di essere eletti, speravano che il quadro politico rimanesse come al primo turno. Ed invece si fa ricorso al proporzionale puro. Con l'operazione di Pennica, apparentato al ballottaggio con MPA e FLI, le liste che lo sostengono raggiungono complessivamente il 52,56%, conquistando ben 19 seggi, PDL 14,82, 5 seggi, MPA 13,07, 5 seggi, Grande Sud 11,03, 4 seggi, FLI 7,49, 3 seggi, Cantiere Popolare 6,15, 2 seggi. Se fosse rimasto come 7 giorni fa, Marco Zambuto, sindaco uscente, si sarebbe portato in aula 18 consiglieri tra UDC e Patto per il Territorio, che hanno conquistato rispettivamente il 12,4% e il 13,8%. Ed invece, complice l'apparentamento, le due liste dimezzano la loro presenza a Sala Sollano, 4 UDC e 5 Patto per il Territorio. In caso di riconferma, dunque, Zambuto sulla carta sarebbe in minoranza in Consiglio. I rimanenti 2 seggi vanno al PD, partito che non si è apparentato con alcuno dei due candidati. Qualunque sia l'esito del ballottaggio, ecco dunque in attesa della proclamazione ufficiale i 30 nuovi consiglieri che siederanno a Sala Sollano. 5 PDL, Gerlando Aloggi 627 voti, Alfonso Mirotta 573 voti, Alessandro Sollano 474, Andrea Cirino 422, Giuseppe Di Rosa 351. 5 all'MPA, Aurelio Trupia 462 voti, Giuseppe Gianluca Urso 380, Riccardo Mandracchia 348, Francesco Picone 348, Alfonso Vassallo 315. 4 Grande Sud, Gerlando Gibilaro 350 voti, Simone Gramaglia 318, Alessandro Patti 309, Antonino Cicero 283. 2 Cantieri Popolari, Giovanni Civiltà 374 voti, Calogero Pisano 369, 3 al FLI, Salvatore Lobue 458 voti, Daniele Vita 417, Carmelo Settembrino 350, 4 all'UDC, Antonino Amato 528 voti, Ennio Saeva 453, Gerlando Galante 396, Giuseppe Miccichè 319. 5 al Patto per il Territorio, Francesco Messina 313, Michele Mallia 295, Gianluca Spinnato 267, Angelo Vaccarello 235, Cinzia Puleri 232. Ed infine 2 al PD, Marco Vullo 436 voti, Angela Galvano 400.